In corsia numero 1 parte Leonardo Favretti, De Hacker. Alla 2 Nicola Gasparotto, Unione Nuoto Friuli. In corsia 3 lo ritroviamo per il Notto di Nuoto, pluricampione giovanile, già nazionale degli azzurrini e finalista assoluto, Mattia Zuin. Corsia numero 4, i colori del Team Veneto, il campione italiano di categoria di questa gara, e 2 bronzi nei 4 e 1500, anche per lui finale agli assoluti e nazionale giovanile, Davide Casarin. In corsia 5 per il De Hacker, pluricampione giovanile, finalista assoluto, specialista della rana dei misti e dello stile libero, Riccardo Cervi. Alla 6 Alessandro Bonvicini, 2001 team. Corsia 7 Simone Mazza, Nottoli Nuoto 74. Alla 8 Alberto Baldin, Aquapolis. Attenzione, l'atleta Concetta Perroni dell'Hydros può ritirare il suo cartellino alla postazione microfonica. Grazie. E dunque finale tutta da seguire, occhi puntati al centro della vasca naturalmente, Zuin alla 3, Casarin alla 4 e Cervi in 5, Davide Casarin 25-42, per lui il titolo ai categoria di Roma nell'estate 2017, ottima prestazione anche al Sette Colli, sempre a Roma, a un passo dalla finale. Per gli assoluti, appunto al Sette Colli di Roma, Casarin che ha un record stagionale e personale nuotato il 25 di novembre in vasca corta, 1,46 e 45. 52-14 il suo passaggio, 26 e 72 i secondi 50, Mattia Zuin forse un po' faticato dalla farfalla di prima, 27,74, e anche per Cervi, seconda gara di oggi dopo i misti, 27,86 a coprire i secondi 50. Là davanti ancora Zuin, siamo sempre sotto i 28, 27,36 per lui, Zuin 7,29, Cervi 7,74. Attenzione a Mattia Zuin che ci prova fino alle ultime bracciate, cede leggermente Casarin che ancora mantiene un buon margine di vantaggio e dunque a lui la vittoria di questa finale, 1,47 e 0,8 Davide Casarin, Team Veneto su Mattia Zuin, 1,48 e 0,8 e poi Riccardo Cervi per la terza posizione, 1,48 e 81, davvero super